Salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Il video di oggi è il video tanto atteso per voi ma anche per me, perché dopo tanto tempo torno a registrare il video delle letture del mese. Come ho avuto modo di dirvi in tanti altri video, purtroppo è stato un mese particolarmente intenso, quindi ho letto pochino insomma a febbraio e quindi ho deciso di rimandare le letture del mese a marzo. Oggi ovviamente è sabato, motivo per cui domani non avrete il video canonico della domenica, semplicemente perché sarebbe inutile caricare un altro video dopo neanche 4 ore. Ovviamente vi ricordo di seguirmi su tutte le piattaforme che ormai vi ripeto all'infinito, di iscrivervi soprattutto al canale e di attivare la campanellina perché visto che non riesco a caricare i video con una certa puntualità credo che sia la cosa migliore, perché in questo modo vi arriverà la notifica. Ringrazio tutte le persone che nel frattempo stanno commentando e anche altri booktuber che hanno preso alcuni dei miei video, insomma è una cosa che mai mi sarei aspettata, quindi vi ringrazio. Infine vi ricordo che è uscito anche questo mese, il giorno 20, il video dell'autore del mese, quindi la nuova rubrica dedicata a uno o più autori a seconda dei mesi. Quindi non voglio perdere tempo perché ho la batteria della fotocamera un po' scarica, quindi non vorrei che mi abbandoni sul più bello, per cui andiamo dritti al sodo e scopriamo insieme quali libri ho letto. Allora, partiamo dai libri che io ho letto a febbraio. Allora, ovviamente vi escludo i libri di cui io parlo nel video dell'autore del mese, perché sarebbe inutile perdere 2 ore a parlarvene, ma andate a vedere il video e lì troverete tutte le informazioni del caso. Allora, partiamo subito da un libro, e cioè Diario di un seduttore di Søren Kierkegaard, filosofo danese che di solito a scuola si studia insieme a Schopenhauer. Sono i 2 autori più gettonati, anche perché sono quelli più brevi, più piccolini, rispetto invece a Hegel, che è il mio grande amore, o a Kant. Allora, la storia di questo testo è particolare, perché io l'avevo comprato anni fa nell'edizione della Newton Compton a 99 centesimi, però francamente era scritta veramente in carattere microscopico e quindi non riuscivo mai a leggerla. Ho deciso quindi di darlo via con Libraccio, e il caso invece ha voluto che su Bookmooch io ricevessi come regalo da parte di una delle, oltre al libro che già ovviamente avevo chiesto, anche questo testo. Io non l'avevo chiesto, è stata una sorpresa, e quando è tornato a casa mia, in un modo o nell'altro, mi sono detta beh, allora è proprio destino che devo averlo, e quindi mi sono decisa a leggerlo a febbraio, perché insomma ero impegnata con l'università, con gli esami, e quindi mi serviva un libro veloce e leggero. Allora, devo dire la verità, Diario di un seduttore è un testo molto particolare, perché per come vi viene descritto e presentato a scuola, voi vi immaginate un romanzo comunque o una raccolta epistolare tra i due. In realtà noi abbiamo all'inizio solo le 2 lettere o la prima lettera di Cordelia, che è la protagonista femminile, e poi tutta una sfilza di lettere, ma più che altro è più un diario, ecco, si chiama Diario di un seduttore, di Johannes, che è appunto questo seduttore che si diverte nel conquistare una donna e poi abbandonarla, ecco, che però a differenza di Don Giovanni, che ama il mondo femminile in quanto tale, a 360 gradi, lui invece gode proprio nel lavoro psicologico e mentale che fa sulla preda, quindi far sì che la ragazza dipenda a un certo punto da lui e poi lui prende e la molla. La storia in sé per sé è interessante, anche lo stile dell'autore lo è, però francamente devo dirvi che in certi momenti sono stata molto combattuta, perché la storia sembrava non andare mai avanti, è molto lenta comunque come narrazione, ma d'altronde comunque la struttura di un diario o di un testo epistolare non prevede grandi colpi di scena, però allo stesso tempo lo stile dell'autore era veramente incredibile, cioè riesce con la sua penna a tenervi comunque attaccati alle pagine e a farvi procedere. Non ho beccato moltissime frasi filosofiche come piacciono a me, ma alcune però devo dire abbastanza belle e comunque interessanti, e pertanto è un racconto che vi consiglio se insomma non avete tempo per leggere tanto, andate alla ricerca di qualcosa di leggero, e nelle dinamiche uomo-donna sia molto attuale e credo praticamente immortale, perché insomma le dinamiche amorose tra i 2 sessi bene o male sono sempre le stesse. Poi ho letto poi un altro testo, che questo veramente lo aspettavo da tanto, e cioè La verità sul caso Enrique Ber.
E qui voglio soffermarmi un po' di più su questo testo, perché è stato comunque il caso editoriale, mi pare di 2 anni fa, ma io l'ho letto solo adesso. Lo avevo preso in sconto con la Giunti Card. Per chi non sapesse che cos'è, vi rimando al video su come risparmiare con i libri, perché lì ve ne parlo. Devo dire la verità, è un'iniziativa comunque interessante, perché potete accumulare dei punti da spendere poi unicamente in libreria e quindi ricevere, insomma, un'agevolazione consistente magari su dei libri che costano un bel po'. La verità sul caso Enrique Berri, insomma, ripeto, è stato il caso editoriale dell'anno, io non l'avevo mai letto, non ancora, però avevo sentito pareri alquanto discordanti tra chi l'aveva praticamente amato e chi l'aveva praticamente odiato, e io ho iniziato questa lettura. L'ho iniziata penso a metà febbraio, inizi febbraio, e dopo un po' l'ho fermata, semplicemente perché è un thriller che comunque richiede attenzione. L'ho fermato, ho chiuso, ho letto altro, penso proprio al Diario di un seduttore, deduco, e poi sono ritornata nuovamente a quel libro, ripartendo da zero, e l'ho finito tutto. Allora, la storia è molto particolare perché parla del testo che questo autore, di cui ora non ricordo il nome perché è passato molto tempo, scrive sul caso Enrique Berri. Enrique Berri chi era? Era lo scrittore idolo comunque di questo ragazzo, nonché mentore di questo giovane scrittore, che viene accusato di aver ucciso una ragazza, Nora Kellergan, e quindi da qui inizia tutta una struttura del testo, il libro comunque molto corposo, divisa tra il passato e il presente. Devo dire la verità, allora, da un lato questo testo mi è piaciuto molto perché ci sono tantissime frasi dedicate agli scrittori e ai libri, quindi insomma chi come mi scrive, ama scrivere o semplicemente ama i libri, troverà veramente delle frasi bellissime da sottolineare o comunque ricordare, e questo è un aspetto che devo dire mi è piaciuto molto di questo testo, quindi ha fatto sì che comunque, nonostante in alcuni punti la narrazione fosse un po' lenta e surreale, io comunque abbia deciso di andare avanti. Però, come vi ho detto, vi ho parlato di narrazione surreale. Perché? Perché allora il thriller è molto ingarbugliato, ma secondo me anche troppo in certi punti, lascia parecchie questioni in sospeso, non vi dico quali, ma secondo me ne lascia una fondamentalmente in sospeso che io non capivo, non capirei il perché. Ecco, lasciarla lì, citarla, perché poi per metà libro vi fa credere una cosa, poi arrivate praticamente alla fine e tutta quella cosa che voi avete pensato ve la smonta. E francamente scrivere metà libro basato sul nulla, diciamo da un lato, su quello che poi si rivelerà essere il nulla, per me francamente non è molto onesto nei confronti del lettore. Però detto ciò, a me è piaciuto il giallo, comunque è un giallo thriller, non saprei proprio definirlo perché non ho avuto quell'angoscia, dico la verità, quell'angoscia tipica del thriller non l'ho avuta, però la parte dell'indagine sì, quella mi è piaciuta molto. Però devo dire purtroppo che la protagonista femminile, e cioè Nola Kellergan, per me è un personaggio completamente irreale. Una ragazza di 15 anni che si innamora come se niente fosse di un trentenne, non è per la differenza d'età, perché sia chiaro, insomma Lolita su questo ha fatto scuola, voglio dire, ma è il fatto che questa ragazza, insomma, ci viene presentata come una che la dava un po' a tutti senza particolari problemi. Ha anche dei problemi, diciamo, psicologici particolari, anche per me quelli molto irreali, francamente, e quindi diciamo sì che la storia è stata interessante, ma di certo se dovessi dirvi la trama, cosa mi ha colpito, è talmente complicata che è come se a un certo punto perdesse un po' quel ruolo. Ecco, secondo me l'autore ha voluto scrivere troppo, laddove invece in certi punti avrebbe potuto condensare. Comunque nel frattempo so che è iniziata su Sky la serie ispirata a questo libro, l'autore ha anche scritto un altro testo e quindi insomma non credo francamente però che rileggerò qualcosa di quest'autore, perché la mole veramente sono più di 1000 passapagine credo, e però in certi punti veramente per me erano proprio eccessive, cioè ci sono parti vuote proprio messe lì per riempire le pagine, quindi diciamo sì, è interessante per l'estate, questo sì, molto primavera e estate, perché è un libro che vi tiene compagnia per molto tempo. Però ecco, se dovessi definirlo il grande giallo o il grande thriller, francamente no, insomma piano piano io sto leggendo un bel po' di thriller, quindi una mezza idea me la sto facendo, però ecco questo secondo me è stato un caso editoriale particolarmente gonfiato. E poi andiamo a marzo. Allora a marzo ho letto
Io pensavo di aver letto più libri, francamente. Sì. Allora, a marzo ho letto 2 testi in formato elettronico, in formato Kindle, cioè la serie delle indagini dell'avvogatore Pisani a Venezia, scritto da Maria Luisa Minarelli, e cioè precisamente Oro Veneziano e Scarlatto Veneziano. Allora, questo Kindle vi viene spesso pubblicizzato da Amazon a prezzi scontatissimi ed è un giallo ambientato nel 1750 circa, una saga in realtà di gialli ambientati intorno al 1750 a Venezia, che hanno per protagonista l'avvogatore Pisani, Marco Pisani, che deve indagare su alcuni omicidi. Allora, io non conoscevo l'autrice, ma posso dirvi che me ne sono innamorata. Tutto pubblicato con Amazon Self-Publishing, quindi un prodotto che secondo me da un lato smonta il pregiudizio per il quale pubblicano con i self-publishing solo chi non sa scrivere ma vuole fare soldi. Maria Luisa Minarelli non è assolutamente così. Allora, prima di tutto, Maria Luisa Minarelli è una scrittrice, ma soprattutto è una storica. E questo per me, quando si scrive un saggio, un giallo storico, è importantissimo, perché si vede l'attenzione posta dall'autrice su dettagli, su aspetti storici, sociali, civili, giudiziari della Venezia del tempo. Non si è limitata semplicemente a descrivervi il Canal Grande, alcuni posti celebri di Venezia, ma ci sono soprattutto dei dettagli così minuziosi sulla giustizia veneziana. Io ho letto per un esame un libro sulla giustizia nell'età moderna, vi lascio il riferimento, di Marco Bellabarba, che parla anche di Venezia, quindi se a qualcuno di voi interessasse il tema o ha letto già i 2 testi di questa autrice, vi consiglio di leggere anche questo saggio sulla giustizia in età moderna. Ed è un testo, questo appunto di Maria Luisa Minarelli, interessantissimo, perché la caratterizzazione dei personaggi secondo me è al punto giusto. Io purtroppo sono partita da un'indagine a caso, e cioè Oro Veneziano, che parla dell'uccisione di una monaca. Poi dopo mi sono buttata su Scarlatto Veneziano, che parla invece dell'uccisione di un factotum teatrale, e ho già provveduto a comprare la prima indagine, perché io parto sempre così, lo sapete, dalle ultime parti delle saghe per poi arrivare agli inizi. E allora devo dire che la caratterizzazione dei personaggi mi è piaciuta perché penso che sia calibrata col contesto. Alla fine quello che importa al lettore è l'indagine e scoprire chi è l'assassino. Quindi la caratterizzazione deve esserci dei protagonisti, ma non deve essere eccessiva. Allo stesso tempo la descrizione di Venezia e dei suoi ambienti è veramente incredibile. Io non ho visitato Venezia, ma quando leggevo questi libri avevo la sensazione, in un modo o nell'altro, di essere a Venezia, anche perché l'autrice correda i testi da un glossario alla fine del testo con le parole tipiche veneziane e delle specifiche, ecco, magari su come è strutturata Venezia. Quindi vi dicevo, l'ambientazione di Venezia è incommiabile e soprattutto l'indagine, mi è piaciuta molto come è strutturata l'indagine, perché non c'è un unico protagonista, cioè solo appunto l'avvogatore Marco Pisani che deve portare avanti l'indagine, ma c'è un team di persone abbastanza particolari che fanno ognuno la propria parte. Forse 2 sono gli elementi che un po' non mi sono piaciuti. Allora, da un lato c'è il personaggio di Chiara, che è la fidanzata di Marco, ma anche un po' la sensitiva del gruppo, che francamente questo elemento soprannaturale non è che lo veda molto calzante, ecco. Però forse questo è dovuto al fatto che io non ho letto il primo libro, quindi mi sono imbattuta in una sensitiva senza sapere niente, per cui forse quando leggerò proprio il primo libro potrò farmi un'idea diversa della protagonista. Quello che invece poi non mi è piaciuto, l'altro aspetto, è il finale di Oro Veneziano, quindi dell'uccisione di questa monaca. Francamente i motivi che avevano portato all'uccisione di questa monaca, che però aveva una doppia vita, francamente li ho visto veramente poco reali, poco pregnanti, ecco, al contesto, molto frutto più di un'ideologia, diciamo, da parte di alcuni personaggi, che non poi di un vero e proprio motivo, ecco, che avrebbe potuto portare all'uccisione di qualcuno. Invece Scarlatto Veneziano, ambientato nel mondo teatrale, mi è piaciuto tantissimo. Credo che comunque ci sia, ho percepito una differenza comunque nello stile dell'autrice, ed è un testo che mi è piaciuto moltissimo perché appunto è ambientato nel mondo teatrale. Io amo il teatro e tutto ciò che concerne questo ambiente. I protagonisti sono cantanti d'opera, castrati. Questo è interessante perché tocca anche il tema dei castrati, che erano insomma molto gettonati nel 500, nel 600 e ancora nel 700.
tocca appunto il mondo del teatro veneziano, e non solo, perché poi la scena si svolge anche a Bologna, che all'epoca era comunque un'importantissima scuola anche dal punto di vista medico, e questo è importante perché uno dei personaggi del libro è un dottore che applica le prime pratiche di autopsia, che all'epoca, anche per ragioni religiose, erano per lo più vietate, ma questo dottore è amico di Benedetto XIV, Prospero Lambertini, cioè uno dei papi che nel Settecento si dimostrano da certi punti di vista particolarmente illuminati. E quindi Scarlatto Veneziano ve lo consiglio vivamente, perché proprio anche i motivi, ecco, che hanno portato all'uccisione poi del factotum, secondo me hanno un ordine, un filologico decisamente superiore a quello di Oro Veneziano. Quindi, queste sono le letture che ho fatto questo mese, delle letture molto diverse, dico la verità, senza un filo conduttore apparente. Però secondo me, insomma, se le collegate forse anche alle rubriche dell'autore del mese, vediamo che da un certo punto di vista secondo me rappresenta un mélange particolarmente interessante di letture tra loro diverse. Se dovessi dire quali testi mi sono piaciuti di più, certamente direi Le nemiche di Carla Maria Russo, di cui vi ho parlato nell'autore del mese, e questi due gialli ambientati tutti a Venezia. Noi ci vediamo la prossima volta e ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!